a indicare se questo progetto ha una sua valenza, ha una sua forza e che forza avrà con il risultato delle urne. Poi sarà compito dei consiglieri o del governatore di portare avanti questo progetto. Mi pongo una questione, diciamo, legata alla contingenza. Ci sono delle contingenze derivanti dal problema, questione che ho già posto anche ad altri suoi colleghi, competitor, inerente alla questione dei profughi, cioè la questione riguardante un'Europa che dà segni di difficoltà, e c'è una questione riguardante, diciamo, delle spinte sociali molto forti relative ad esempio al voto in Irlanda per i matrimoni gay, che danno un segno di una società che sta procedendo avanti con molta velocità. Ecco, se lei ritiene di dare un'indicazione per queste tre questioni, oppure se preferisce scegliere quale di queste tre darmi una risposta. Allora, abbiamo 7 minuti. Sì. Beh, facciamo breve. Allora, diciamo così, che intanto io sono per una democrazia diretta il più possibile, magari anche digitale, che costa poco o nulla, e questo è uno degli impegni che dovrebbe fare la nuova istituzione, il nuovo governo regionale, per esempio, di cui nessuno ha parlato, invece io ce l'ho a cuore. La democrazia esercitata per via digitale, con le dovute garanzie e le protezioni. Sugli immigrati, la questione degli immigrati è una questione mai gestita né dal governo italiano né dall'Europa, e ultimamente abbiamo visto con molta prudenza dalle autorità internazionali. Ormai è diventato un tema internazionale. Per quello che ci riguarda, detta in breve, per quello che ci riguarda, io credo che l'Italia, e quindi anche il Veneto, è percepita come una terra di nessuno. È percepita come una terra dove la legalità non viene rispettata e la giustizia non viene in alcun modo esercitata correttamente, conformemente alle leggi. Per cui gli immigrati arrivano. Io dico semplicemente, basta che gli elettori si diano girino un po' la testa e guardino intorno. In Austria si va a Innsbruck, si può andare a Graz, a Vienna, quasi città, non trova la gente che bighellona per le strade, quindi immigrati. Perché? Perché c'è la legalità anche percepita, oltre che reale, in termini molto, molto stringenti. E io, se il Veneto... Beh, l'Austria non ha il mare che porta ai calma, passano da noi cercano di andare in Austria ma non ci stanno, anzi gli immigrati irregolari, che poi non sono i profughi, è da distinguere tra le due realtà, girano al largo dalle realtà dove la legalità vige. Io credo che accadrebbe lo stesso per il Veneto. Quando il Veneto sarà indipendente non serve usare misure draconiane, la durezza della pena, inaspiamo le pene contro i trafficanti di uomini. Ma quando mai? Si mettono a ridere questi. È la certezza della pena, non la durezza della pena, è la legalità effettiva, non la non legalità percepita che c'è all'estero dell'Italia. Nell'Italia si mettono a ridere i migranti, ma vedete che rivendicazioni fanno? Sono negli alberghi a 4 stelle e vogliono la banda larga, vogliono il wifi, vogliono il collegamento immediato. Protestano perché l'alimentazione... C'era una partita quella sera. Come? C'era una partita di calcio quella sera. C'è una partita di calcio, ma voglio dire, prima della partita di calcio, i nostri anziani, sono stato chiamato, perché siamo stati chiamati da un nostro concittadino veneto di Montagnana che vive in macchina con la famiglia e 2 figli. E il sindaco ha avuto difficoltà, il prefetto non si è interessato. Ma in che stato viviamo? I nostri devono andare a prendersi il balcone nel Nord Africa a partire per essere qualificati. Nardi poneva altri 2 aspetti di politica internazionale con possibili ricadute in Veneto. La questione del referendum che c'è stato in Irlanda. Ma io credo che quelle siano scelte di natura etica, personale, comunque ci sono alcuni temi che devono essere lasciati alla coscienza delle persone, e quindi io sono, come dicevo, per il referendum, possibilmente referendum con sistema digitale, perché i cittadini possono scegliere. Lo Stato deve interferire il meno possibile nella vita dei cittadini, Stato leggero, essenziale, rispettato, amato, non odiato come è adesso. Noi ci sentiamo oppressi da questo Stato, bisogna cambiare completamente rotta, non è un fatto culturale, è un fatto di testa. Altro tema che ponevi, Roberto? No, era la questione relativa all'Europa che sta dando segni di... Ma l'Europa è già in fase di cedimento, la Grecia non è in grado di pagare, c'era il ministro delle finanze tedesco che parlava già di fare un euro di serie B, e l'Italia sarà il secondo ospite di questa nuova categoria dell'euro di serie B.
Il Veneto non ha sti problemi, noi diventiamo indipendenti, è l'Europa che ci vuole, non abbiamo problemi di Serie B, rispettiamo tutti i parametri, dobbiamo stare ad agonizzare con l'Italia quando abbiamo la possibilità di essere un'eccellenza noi e di aiutare veramente la realtà italiana che rimarrà con atti concreti di solidarietà. Abbiamo pochi... No, logicamente ieri era il 24 maggio. Inizio della Grande Guerra. Inizio della Grande Guerra, 150.000 soldati italiani che sono morti sul fronte, certo. E quindi all'interno di un discorso di unità, al di là delle... Attenzione alla retorica su questi temi. I morti vanno rispettati e le guerre vanno conosciute non per come sono state presentate nei libri di scuola dai vincitori, ma vanno conosciute per quella che è la realtà. Io suggerisco, con grande rispetto, e i morti ho un rispetto assoluto, di leggersi dei libri che riportano i dialoghi, le lettere dei militari sul fronte che inviavano alle loro famiglie. Che cosa dicevano delle scelte di chi li comandava? Come vedevano il nemico? Ci siamo dimenticati che a Natale, nelle pause festive, si scambiavano i doni al fronte. Queste cose fanno venire i brividi. Che cosa avevano in comune questi soldati al fronte con quelli che li hanno mandati al massacro, che gli dicevano avanti tutta? Le guerre sono difficili da giudicare e oggi vedo molta retorica. Molti di quei ragazzi che sono morti, per i quali mi viene da piangere, se fossero oggi probabilmente sarebbero a combattere per l'indipendenza, per una cosa seria. Non utilizziamo i morti per la retorica italiana, per difendere il fallimento di uno Stato. Lasciamo i morti là dove sono andati a combattere, riconosciamo la loro vera storia, leggendo le loro dichiarazioni, le loro lettere, le loro storie, che non sono mai con i denti in sintonia con le storie dei comandanti. Abbiamo rispetto per i morti. Io ho grande sensibilità in questo senso e quindi credo che non possiamo portare ad oggi quella che è stata l'esperienza di ieri. Alessio Morosin è il candidato di Indipendenza Veneta, candidato alla presidenza della regione Veneto. Siamo in chiusura di questi 40 minuti di incontro con i colleghi Cristina Giacomuzzo, il giornale di Vicenza, e Roberto Nardi, responsabili dell'ANSA del Veneto. Concludiamo queste conferenze stampa che abbiamo avuto singolarmente con tutti i candidati e invece ci diamo appuntamento per giovedì 18:15 sempre su Rai 3 e alle 19:30 su Radio 1, dove avremo un confronto con tutti i 6 candidati, cioè con Alessio Morosin, Flavio Tosi, Jacopo Berti, Laura Di Lucia Coletti, Luca Zaia e Alessandra Moretti. Spero di non essermi dimenticato nessuno. Grazie ai colleghi che hanno partecipato a questo incontro, grazie all'avvocato Morosin, a risentirci e buona serata. Buonasera. Buonasera. Ben poco sembra cambiato dai tempi in cui il nonno di Sidi faceva trasportare le barre di salgemma dai suoi 40 schiavi, naturalmente tutti neri. Il sale, di importanza primaria per uomini ed animali, verrà distribuito in una vasta area dell'Africa subsahariana troppo lontana dall'Atlantico per disporre di sale marino. Oltre la sponda nord del fiume comincia il Sahara, con i suoi animali e la sua gente.